Salve, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto all'amico Massimo Privitera, ciao Massimo. Ciao caro amico Marco Testoni e benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi siamo di nuovo a ciò che tu hai prodotto e realizzato della scorsa edizione del Cinema Record. Questa volta però, insomma, abbiamo dei pezzi da 90, no? Abbiamo Claudio Simonetti e Vince Tempera, insomma, due compositori che secondo me tante presentazioni, insomma, neanche dobbiamo stare qui a farle. Raccontaci un po', Massimo, di che cosa si tratta. Allora, abbiamo avuto questi ospiti, questi po' di ospiti in delle occasioni proprio di anniversario, insieme non solo, diciamo che abbiamo avuto i grandi veterani e i giovani, le giovani leve, perché abbiamo avuto anche 291 Out, che è un gruppo interessante che vi consiglio di seguire e di ascoltare soprattutto. Allora, abbiamo festeggiato in ordine, in questa tavola rotonda, la bellezza dei 50 anni di Fantozzi, quindi Vince Tempera, Franco Bixio e Fabio Frizzi. Abbiamo festeggiato i 50 anni, sempre Vince Tempera, grandissimo autore di sigle storiche dei cartoni animati della nostra televisione, di un D, i 50 anni di Goldrake, Atlas, UFO, Robot. Abbiamo festeggiato insieme a Claudio Simonetti i 40 anni di Demoni, di Lamberto Bava, e i 50 anni di Profondo Rosso, cult horror di Dario Argento. E insieme ai 291 Out che vedrete in questa intervista, in questa tavola rotonda, dove abbiamo chiacchierato di tutto e di più, non solo degli anniversari, ma anche di cinema porno, sappiatelo, in maniera divertentissima. Con i 291 Out abbiamo chiacchierato sul fatto che loro hanno scritto la colonna sonora di un cortometraggio che si basa sulla vittoria dell'ultimo scudetto del Napoli e su una storia razziale, la nascita di un bambino, in un momento anche delicato storicamente da un punto di vista proprio razziale e di inclusività e di coinvolgimento etnico all'interno degli ambiti politici abbastanza complicati nostri italiani. Quindi veramente un cortometraggio molto particolare di cui parleremo in dettaglio con il 191 Auto, di cui ho scritto io il libretto della colonna sonora pubblicata da Self Distribution. E quindi vi invito a seguire questa intervista con questi tre personaggi incredibili. Buona visione! Allora, intanto io li farei, visto che li abbiamo tutti qui con noi, li farei un grande applauso a questi bellissimi maestri. Bellissimi. Ciao, ciao. Io voglio arrivarci alla vostra età con la bellezza che avete voi, non solo quella compositiva. Allora, questa tavola rotonda, io ringrazio intanto gli amici di Tavola Rotonda, che in realtà è rettangolare. L'abbiamo chiamata in maniera molto originale, ma devo dire che è abbastanza significativa, visto che parliamo di musica applicata alle immagini, con fior di compositori, l'abbiamo chiamata Comporre per lo schermo, perché qui abbiamo tre capisaldi. Abbiamo i maestri Simonetti e Tempera, che hanno scritto molto per il grande cinema, per il grande schermo, ma anche per il piccolo schermo. Poi il maestro Tempera con una sequela di sigle infinite, da Goldrake passando per Capitan Harlock, Mork e Mindy, che io adoro, e quindi ricorderei anche Luigi Albertelli. Chi è che sa Nano Nano? Chi me la intona è come il cavallo Nano, la tua mano. Perfetto, che meraviglia. Sono sempre tutti quelli pagati da Blockbuster qua davanti, il gruppo Canoro, gli Harmonia Men and Girls. E poi abbiamo Anna da Capelli Rossi. Ma Vince ne hai fatte quante? Te lo ricordi? Numeri? Ma neanche va. Lo sto scoprendo adesso queste cose. Anna da Capelli Rossi? Sì. Mork e Mindy? Mia sorella. Daitan 3? Vabbè. Anche Daitan 3. A parte che vorrei dire che abbiamo l'elemento pop televisivo e l'elemento dance, anche quello che, ragazzi, anche. Gioca Jouet, vogliamo parlare di Gioca Jouet? Dai, quale vuole fare della parte di Gioca Jouet? Dormire. Ecco, è quello che ci vorrebbe. Che ci vorrebbe in questo dopo momento, pranzo. alla grande, perfetto. Sì. Allo spaghetto aiuta. E allora, poi abbiamo i 291 Out, che sono, diciamo, la new generation, anche se anche Capelli Bianco, vabbè, ma Capello Bianco fa figo, capito? Fa la George Clooney. Che sono un gruppo sono questi, mi ammazzano dopo, che sono un gruppo rock prog funky, va bene? Ti piace? Ne aggiungiamo qualcun altro? Perfetto, vabbè.
Ho già enunciato che cosa andremo a parlare di voi, ascoltateli perché hanno un bellissimo e devo dire con un orecchio al passato, ma anche una grazia nel presente. Ti piace questa cosa qua? Dopo bonifico? Ti è piaciuta? È un gran bel sound. Visto che si chiama comporre per lo schermo, io farei una domanda di una banalità sconcertante che neanche Marzullo a notte fonda avrebbe da farvi. Però mi dovrei fare una domanda io e darmi una risposta. Infatti, quindi dimmela all'orecchio. allora te la dico all'orecchio. Allora, cos'è per me comporre per lo schermo? Vai, che innovazione. Beh, io innanzitutto per lo schermo non ho mai composto niente. Infatti. Perché lo schermo non mi ha mai chiesto di... No, allora, io nella mia vita ho sempre voluto fare il musicista, avendo avuto un padre fortunatamente come il mio, insomma, sono nato, cresciuto e vissuto nell'ambiente della musica e quindi ho cominciato a studiare il pianoforte a 8 anni, adesso non voglio salire la Bibbia, però, no, ma tranquillo, ho cominciato a studiare a 8 anni, però insomma sì, mi piaceva il pianoforte, però il mio vero avvicinamento della musica fu proprio negli anni 60, quando ero ragazzino, che ascoltavo i Beatles, i Rolling Stones. Quello mi ha fatto avvicinare molto alla musica e poi a un certo punto ho detto no, adesso devo fare il musicista. Mio padre mi disse va bene, vuoi fare il musicista, però devi studiare, devi fare... se lo vuoi fare devi farlo per bene, insomma, ecco. Quindi io suonavo il rock, il prog, che allora questo nome prog non esisteva, è venuto molto avanti. Noi c'erano i festival di musica pop, era sì. Nuovo pop. In realtà il cinema sì, mi piaceva, andavo a vedere i film della Hammer, Dracula, così, però in realtà non ascoltavo molto, lo confesso, le musiche da film, non era il mio interesse, era più per i dischi, per i gruppi stranieri, inglesi, così. Mi ricordo nel 1970, ero ancora giovanissimo, andai con un mio amico a vedere L'uccello delle piume di cristallo e rimasi sfolgorato, ma pensa tu, incredibile, con un regista così bravo, con un thriller così bello italiano, no? Se mi avessero detto in quel momento guarda che fra 5 anni tu farai Profondo Rosso con lui, ma soprattutto dopo 50 anni ancora parlare di Profondo Rosso, cioè non ne puoi più. Tutto fuori da... Quindi io ho avuto l'occasione, grazie al produttore che lui conosce bene, Carlo Bixio, che era editore e produttore cinematografico, lo so perché ne abbiamo lavorato. Lui ha lavorato anche con Bixio, quindi c'è Vince che si stava leggendo la sua intervista. la sua storia. No. Vabbè, insomma, grazie a Carlo Bixio, noi che stavamo registrando il nostro disco di musica prog, non ci chiamavamo neanche Goblin, ci chiamavamo addirittura Oliver, eravamo venuti dall'Inghilterra e registravamo questo tipo di musica. Invece vedi, trovarsi nel momento giusto al posto giusto. A un certo punto Dario Argento chiese a Carlo Bixio e gli disse io guarda non voglio più una musica così, la stava facendo Giorgio Caslini che è un grandissimo musicista, vorrei un gruppo rock, vorrei i Pink Floyd, Emerson e Palmer, i Deep Purple. Se Carlo gli ha preso un colpo, dice ma che costava più di tutto il film, e poi soprattutto il film doveva uscire dopo neanche un mese, e Carlo gli disse guarda ascolta questi ragazzi che stanno in studio, se ti piacciono, e da lì siamo stati scelti per fare la colonna sonora di Profondo Rosso. Quindi nella mia vita tutto avrei pensato a meno che fare il musicista di colonne sonore. È stato un inizio, non è che sono partito piano piano, sono partito dal top e avevo 22 anni, insomma, quando è uscito Profondo Rosso 23 anni ho appena fatto, quindi basta farsi un conto potrei dire che ho fatto Profondo Rosso a 6 anni, ma non ci crede nessuno. E quindi da lì è nato tutto il grande successo e tutta la mia carriera extra dance di colonne sonore, quindi è stato veramente un caso fortuito. Per me è un grande onore aver fatto la carriera di musicista di colonne sonore, quando ancora il cinema aveva un senso farlo, perché oggi purtroppo puoi fare 50 film ma da qui entrano e da lì escono, non ci sarà più un Profondo Rosso tra non 50 entrano anni. neanche. Bravo. Non ci sono proprio più colonne sonore. Senti Vince, qua il discorso sarebbe immenso e arzigogolato, ma invece tu come ti sei avvicinato alla composizione di musica per il grande schermo, poi
tralasciando anche le sigle e tutto quello che è stato? Perché, come diceva prima Claudio, lavoravo con Bixio, con le edizioni musicali Bixio, che erano specializzati nel cinema, nella colonna sonora, prima delle canzoni, anche se il padre aveva scritto canzoni famosissime durante il ventennio. E il primo film sonoro italiano è La canzone Bixio. dell'amore di Bixio, Cesare Esatto, Bixio. esatto. Parlami d'amore Mariù, mamma, voglia. Però lui con questo aveva aperto queste edizioni musicali con cui facevano il cinema e le colonne sonore già da prima della guerra. Quindi mi sono ritrovato dentro a uffici polverosi, se ti ricordi, in via Lombardia a Roma. Riflettendo, Claudio, ti ho detto se ti ricordavi gli uffici polverosi della Bixio. Via Lombardia. Bravo. Vedi che C'è una comunicazione, pensa che tra qui a Via Veneto, a Roma, insomma, mica stavano la porca. Dolce Vita. Beh sì, allora quindi ero immerso nel mondo del cinema con loro e tramite un primo film che feci con Franco Bixio, Ed ora raccomanda l'anima Dio, un western che ho rivisto su Rai 4 circa un anno fa, che lo passavo. Quindi... Ho detto, chissà di chi è questa musica? E hai capito che era... certo. Me lo so ricordare. Era lo strano caso di Thomas Crown. Quello dopo. Quello no, quando io ho suonato la batteria per te, un giorno stavamo in studio e mancava il batterista e ho suonato io la batteria. Ma quel periodo lì c'era un passaggio meraviglioso di musicisti. Senti, ma la cosa che io ti feci come domanda in un'intervista è stata: ma sai, Claudio Simonetti in solitaria, poi con i Goblin, prima con i Goblin, poi in solitaria, però, ma un trio, Bixio, Frizzi, Tempra, quindi Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempra, di cui ricordo festeggiamo i 50 anni di Fantozzi. Ma come vi gestivate l'organizzazione della composizione, della creazione di una colonna sonora? Ci gestiamo dove Bixio era l'organizzatore della colonna sonora, Fabio Frizzi era quello a cui pensava delle canzoni vere e proprie, io poi dovevo scrivere tutto, capito? Scrivere o inventare certe sonorità che ho letto adesso nel libro. Facevano parte, io ero contrario alle vecchie colonne sonore. Ah, ok. Perché eri contrario alle vecchie colonne sonore? Ma vecchie colonne sonore quali? Quelle del neorealismo italiano? Che no? Sì, beh, c'era anche Rossellini, uno dei preferiti. Erano tutti violini, tutte sinfoniche. Invece il mondo andava verso una modernità che non c'era in quelle colonne sonore. E sentendo soprattutto gli americani mi ero accorto che c'era l'uso del basso, della batteria, della chitarra elettrica, per il violino era solamente d'accompagnamento, invece nella colonna sonora italiana era tutto predominante il violino e poco la parte ritmica, la parte anche più, diciamo... E infatti io credo che in quell'ufficio da Bixio nacque questa, fra Goblin e sottoscritti con gli altri due soci, nacque questa linea moderna di cinema, di colonna sonora moderna per i tempi, parlo degli anni 70-80. Tu in macchina, quando siamo venuti dalla stazione centrale a qui, mi dicevi che parlavamo di quel film Scaramouche di Enzo G. Castellari, che aveva una sonorità che ancora in Italia non era arrivata, cioè, diciamo che in parte si era ascoltata perché aveva un buon orecchio in arancia meccanica della Wendy Carlos, ma voi avete fatto una colonna sonora che era, diciamo, la prima colonna sonora prettamente elettronica in un film, poi tra l'altro in costume, un cappa e spada. Cappa e spada, sì. Allora, il problema qual era? Che come al solito l'editore musicale ti dava pochi soldi. Strano, Che cosa inusuale. No, anzi, devo dire una cosa, all'epoca, siccome i film incassavano tanto, a noi non venivamo pagati, noi guadagnavamo sugli incassi del film. Cioè qua i film incassavano milioni veri, oggi è impossibile una cosa del genere.
Per cui il musicista, non so, tranne forse Morricone, non so se faceva pagare tanto, non lo so, ma neanche. Beh, guadagnavano talmente tanto coi diritti d'autore che insomma fare un film era già una sicurezza di una parte di incassi. Quando Stallone fece Rocky, il musicista che era un italo-inglese scappato dall'Italia per i debiti, ecco, così abbiamo sbuttanato totalmente Bill Conti. Ornella Vanoni, Patti Bravo, allo Scarabocchio. C'è una canzone di Ornella Vanoni, che ora non mi ricordo come si chiama il titolo, che era credo Come Amore, come Amare, che se l'ascoltate, cercatela su YouTube, è il tema di Rocky, ma prima di qualche anno, ma molto prima di qualche anno di Rocky. Se voi ascoltate la linea melodica, ma a un certo punto c'è l'entrata proprio della fanfara, degli ottoni, che è identica. Manca solamente Gonna Fly Now, proprio il testo, e poi avevamo Ornella Vanoni che cantava Rocky. Allora, negli Stati Uniti ti davano in mano, per dire come quella corda fu fatta con $15.000, e lui doveva pagarsi il suo premio composizione più pagare l'orchestra e lo studio che avevano in sala. La proprietà del nastro non era come in Italia dell'editore, era del produttore cinematografico. Questa è la grossa differenza. Quindi lui poi lo incise un trombettista di Stanchetto, e quello diventò il numero 1 in classifica, ma solo perché non era tanto Stallone, era un film low cost, basso costo. Sì, anzi era un film indipendente per l'epoca. Girato quasi tutto New York con 2 lire proprio, perché lo vedi anche dalle riprese che non è il massimo, però era l'idea e l'idea ha funzionato. Senti, allora abbiamo questi anniversari, dimmi. Ecco, per esempio John Carpenter mi ha raccontato, allora siccome io lo conosco abbastanza bene, una volta abbiamo parlato e gli ho detto: ma quando hai fatto Halloween, no? La tua musica è minimalista, proprio con pochissimi strumenti. Lo sai che mi ha detto lui? Non c'avevamo i soldi. Mi ha detto non avevamo i soldi per prendere una grande orchestra, siccome lui è musicista, perché lui è anche figlio di un musicista, e lui si è messo lì, ha fatto la colonna sonora, poi ha funzionato e ha continuato, a tutti i film l'ha fatti così. A proposito di quello che dicevi, molto spesso gli artisti si autoproducono. Bisogna tirare fuori idee, capito? Allora, tra l'altro corsi e ricorsi storici, tu stai parlando di Halloween, ma quella struttura in 7 ad anello è una cosa che richiama, diciamo, sì, Profondo Rosso, prima e ancora prima un Oldfield dell'Esorcista nel 73, quindi... Guarda, io ho avuto uno dei più bei complimenti della mia vita quando ho conosciuto John Carpenter, era 2013 a Los Angeles, quando ci hanno presentati, sai che mi ha detto lui? Sinceramente mi ha detto: ma io ti conosco bene, ho rubato tutti i tuoi pezzi. Vedi l'onestà intellettuale. Ma ancora oggi lui mi dice, mi fa sempre il complimento grande. Un applauso a Carpenter. A proposito di Carpenter, Claudio, se non erro ci sarà un evento grosso dove ci sarà anche Zimmer. Allora, l'8 novembre suoniamo a Los Angeles e in questo Future Ruins si chiama, un festival grosso dove faremo concerti. Ci sarà Danny Elfman, John Carpenter, noi, io, ci sono i Nine Inch Nails, 2 di loro. Ci doveva essere anche Giorgio Moroder, però all'ultimo non viene. Fantastico. Insomma, e poi ci sono altri nomi. Un festival grossissimo. Vedi? In un ippodromo, vieni anche tu, no? Sì, ma veniamo tutti, guarda. Ti faccio avere lo sconto sul biglietto. Sì, io divento il trolley di Stefano Rossello. Allora, che no, c'è Stefano, adesso faccio un po' di pubblicità. Lui è anche musicista, oltre che produttore discografico. Lui ha una sua produzione molto bella e ha aperto un paio di concerti nostri in America, a Los Angeles e... no. Los Angeles dovevamo fare San Francisco, che poi è saltata, però è saltata, sì, per sì. una bomba. Esatto. Comunque è stato emozionante perché insomma mi sono trovato allora, io a Los Angeles ci sono andato più di una volta, però suonare con i Goblin Supporter in un teatro dove c'erano quasi 1000 persone è stato bellissimo. Belasco Theater a Los Angeles, perché Claudio negli Stati Uniti ha un certo successo e questo fa solo piacere vedere queste cose, quindi è stato molto emozionante. Grazie anche alle tue
Lui è distributore, lui credo che sia l'unico distributore indipendente italiano che riesce a pubblicare dischi in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti, perché questo non lo fanno in tanti. Anche le grosse case discografiche, insomma, esatto. Diciamo un discreto mazzo, per dirla in maniera educata. Questo devo dire. Allora, sì. vai. Devo dire che grazie anche a essere un artista indipendente mi sono trovato i miei distributori indipendenti e sembrerà strano ma i dischi dei Goblin si trovano nei negozi di vinile indipendenti anche, quindi che è la cosa più importante, perché un megastore può funzionare, però i negozi di appassionati come questo evento è dove la gente effettivamente compra i dischi. Ma a me è capitato di fare durante i tour americani, abbiamo fatto anche città più piccole e ritrovo delle volte passeggiando trovo questi negozi piccoli e devo dire che ho trovato sempre i dischi miei, The Carpenter e qualche colonna sonora italiana, quindi ma perché c'è un... sì. No, ma allora ricordiamoci una cosa, che buona parte del nostro immaginario collettivo è tempestato di immagini, giustamente, perché se no non si chiamerebbe così, però ricordiamoci che molti film e molte serie TV, ma soprattutto molti film ce li ricordiamo per la colonna sonora, che vi devo dire questa esagerazione, poi mi ammazzano gli stessi di prima di Argento, che il più delle volte ce li ricordiamo perché è il valore dell'80-85% di quel film che noi ci ricordiamo, perché la colonna sonora ci è rimasta molto impressa. Magari poi il film ce lo rivediamo dopo anni e diciamo madonna mia, ma quanto era brutto. No, però guarda, la musica devo dire una cosa che Vince mi può confermare, è che le musiche sopravvivono ai film. Cioè oggi se tu ti ricordi UFO Robot, però non lo vedi da 20 anni. Allora, io dico sempre quando faccio i concerti che di un film morti gli attori, morto il regista, morti tutti, rimane solo la musica. Bravo. È vero. La musica classica del secolo scorso, secondo me, sono i film, la musica delle colonne sonore. Quella è l'unica vera musica classica che è rimasta, sia che sia rock, sia che sia con i violini. Ma poi guarda, io quando dico ai ragazzi che vogliono fare i compositori di musica per immagine, ma voi che cosa ascoltate? Con le musiche ascoltate? Perché non è che la colonna sonora vuol dire fare solo musica per orchestra, perché la colonna sonora contiene, meglio la colonna musicale, perché la colonna sonora è tutta quella che c'è nel film, dialoghi, effetti e musica per l'appunto, ma contiene tutti i generi, quindi dovete essere capaci. Una volta mi ricordo che Stelvio Cipriani, grande Stelvio, anonimo veneziano, ma non solo, tanti poliziotteschi e western, gli chiesero domani mattina ci servirebbe un tema, un degeio, quello famoso di Dimitri Tiomkin per John Wayne per $1 d'onore, e lui rispose non è che ha detto sì o no, ha detto perché non aveva la più pallida idea di che cosa fosse un degeio. La fortuna fu che aveva a casa, non come oggi che ci vuole un attimo, metti degeio, ricerca a Google e ti compare lui aveva un vinile di Dimitri Tiomkin dove c'era scritto degeio. Ho detto guarda che botta di fortuna. Dimitri Tiomkin e 10 comandamenti era Elmer Bernstein. 10 comandamenti. Stiamo facendo il quiz, aspetta. 10 comandamenti guarda che poi vinco io, Ben-Hur e Miklos Rocha e Covadis. Ho vinto. Dopo, sì, bravo. Dove vai? 10 comandamenti di Elmer Bernstein, quello dei Magnifici 7, anni 50. E quindi lui le mattine, alla sera ascoltò questo vinile, capì com'era il degeio e il giorno dopo glielo fece. E fu una cosa straordinaria. Quando una volta detto, arrivò Morricone e che copiò lo stesso pezzo per un pugno di dollari, perché là era la richiesta specifica di Sergio Leone. Allora io vi devo chiedere una cosa, perché questa è la domanda, quella che ogni tanto mette in crisi i compositori. Ma se tu a uno che è completamente scevro di conoscenza di musica per immagini dovresti consigliare che cosa andare ad ascoltare, a parte Profondo Rosso, che lo sappiamo benissimo perché siete affezionati, tu a parte Fantozzi o che ti posso dire Sette Note in Nero, ricordiamo che Tarantino l'ha usato in Kill Bill. Scusate, qual è la colonna sonora più rappresentativa per te, per far capire a chi magari oggi non ti conosce benissimo e far capire chi è Vince Tempera compositore? Anche una sigla televisiva se vuoi, non per forza. No, non ho idea. Non hai idea, perfetto. L'importante è crederci. Va, ti rimetti anche da tu la clemenza della corte? No. Devo dire una cosa, allora
grazie alle colonne sonore e ai film, noi abbiamo composto cose che non avremmo mai scritto. Esattamente. Mai. Grazie alla commissione, no? Ma questo valeva pure per Beethoven, Bach. Se non gli avessero detto a Mozart guarda che domenica ci serve un minuetto, lui non l'avrebbe fatto, perché poi prima o poi smetti. Esatto. E mi ricordo sempre che Alessandroni mi raccontò un episodio che stavano registrando la colonna di un film, e a un certo punto era Piero Umiliani il coso. A un certo punto il regista va da Piero Umiliani e dice guarda mi manca una musichetta stupida per il finale del film, no? E lui è andato al pianoforte col coro di Alessandroni e è nato Manna 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 ta, 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 ta. Cioè non l'avrebbe mai scritto se non ci fosse stata. Se avesse saputo quelli del Muppet Show che la utilizzavano come sigla, che era la scena delle svedesi un po' in desabillé, sì, Svezia, Inferno e Paradiso di Luigi Scattini, che grazie. Sequenza in cui delle bellissime avvenenti donne svedesi escono dalla sauna tutte nude e correndo sulla neve, che è tipico, lo facciamo tutti quanti noi, e c'era Mana Mana papà con queste qua che era per smitizzare le immagini. Quando io in America racconto ai collaboratori che Manna Manna è italiano non ci credono. Sì. Era fatto per smitizzare l'immagine, se no la censura tagliava le svedesi nude. E invece così le svedesi nude sono passate tranquillamente sballonzolando di qua e di là sulla neve, però c'era Mana Mana. È da prima che sto giù che sento parlare di pornografia, di cose. Oh, finalmente siamo entrati. No, veramente. Però tu hai fatto film erotici mai? Vai, bella domanda. Adesso, Attenzione. Vai. No, non l'attore, parlo. Sì. C'è Vince che sorride sotterti, guarda. No, perché a me è successo. Che è successo? Vai. Che per Luigi Cozzi. Che già Cozzi col porno. Cioè azzecca Cozzi, i famosi sti Cozzi di porno. Cozzi abbiamo fatto la portiera. Cozzi amari. Abbiamo fatto la portiera nuda. Infatti. Ma la portiera era quella della macchina? Scusate, questa da Cabaret meravigliosa. Eravamo io e Manuel De Sica. Ah, tu e Manuel, il figlio di Vittorio, certo. Grande. E avete fatto una portiera per ciascuno? Sì, una portiera per ciascuno. La portiera la portinaia. Sì. No, a parte quello, io feci un pezzo di Godzilla che era stato tagliato per motivi politici. Ed era abbastanza spinto? No, Godzilla era l'immagine del mostro che esce dalle acque. Nudo. No, il mostro, quello che era all'epoca, no? Grande Però c'era la bomba atomica, non si poteva parlare della bomba atomica. E quindi la DC, che aveva in mano la censura, aveva tagliato quei 5 minuti di cinema che Luigi Cozzi recupera in qualche modo. E in qualche modo lo recupera e lo riattacca finché lo distribuisce lui in una versione stereofonica strana. E mi chiede fammi una musica elettronica. Io feci una musica elettronica su questi 5 minuti di cinema. A un certo punto, dopo 2 o 3 anni, vado al cinema, in un cinema a Milano. Il film francese si intitola Spermula, che era comunque un film d'azione. Bravo. Infatti è d'azione comunque. Sì, c'è questo humor sicuro inglese che è molto interessante. No, scusate, qui dietro ci vorrebbe il microfono qui. Meglio che non si senta. Che è meglio che non si senta, tanto verrà tutto censurato poi quando andrà in onda la puntata. Vedendo il film, sento la mia musica, sento il mio tema che da Godzilla è passato a Spermula. Capito? Come ci è arrivato? Come ci è arrivato? Dovete sapere che una volta molti film che andavano all'estero aggiungevano della musica senza permessi, bravo. Io mi sono ritrovato musiche in film assurdi. Sì. Anche tu. Sì. Io ho beccato a un festival Story of Ilona and Curti, film russo con le musiche, erotico da morire, c'era forse una scena di sesso abbastanza esplicita,
non lo troverete da nessuna parte, ve lo dico già, perché l'ho cercato. Era uscito anche il CD fisico. Sei riuscito a toglierlo dal mercato? Ennio Morricone, avevano preso le musiche di Morricone di Nuovo Cinema Paradiso. Immaginate Nuovo Cinema Paradiso sul porno erotico, e stava benissimo. Perché? È una stava divinamente bene. Una bella idea. Una bellissima idea. Il tema d'amore, vuole dire, cioè. Ma anche tu anche voi avevate i nomi quelli là particolari, quelli diciamo pseudonimi. Qual era il tuo pseudonimo? Io Claude King. Claude King, sì. Ma neanche ero così freddi. Claude King. Che vuol dire? Claudio No, Claudio Re, sì, non lo so, per Claude King. Allora, alla SIAE tu puoi avere il tuo nome e un nome d'arte. È valido in tutti e due i modi. Cioè, io sono iscritto. Hai un altro nome su SIAE? Io avevo un nome, ne avevo due, che uno era Daniel Santa Cruz. Eri tu, sì. Mego Iomberi. Qualche disco avete venduto? E l'altro era André Carr. Sì, me lo ricordo. André Carr feci la colonna del film. Ma italiani però. No, ma Daniel Santa Cruz non era. Come si chiamava il Ciro D'Amico. No, quello famoso di brano. Soleano. Quello lì. Soleano, sì. Meraviglia, ragazzi. Bello, Vedete bello. cosa scoprite al Cinema Record? La sapevate questa? Sapevate? Non sapevate l'altro André Carr qual era? André Carr era uno dei film porno, il secondo con. Ma qua hanno fatto solo film porno. Cioè, l'orrore non esiste più. Io direi. È passato di moda. No, ma io ho fatto un film porno, non come attore. Io avevo un regista che era mio amico, no? E così, allora lui faceva i film dove era? Non Bulgaria, in Ungheria. Perché c'è una legge assurda, questa è veramente l'Italia solo. Cioè, tu puoi distribuire, mi ricordo all'epoca, tu andavi negli anni '80 dal giornalaio e trovavi una sfilza di scene orripilanti, tutti nudi così, però non potevi produrli in Italia. Farli vedere ai bambini nelle edicole, sì, però produrli no. Allora li producevano in Ungheria. Allora un giorno lui mi ha detto, dai, fai un film per me. E io ho fatto un film con Selene. Ma è l'unico che pensa, non ce l'ho più, è sparito, si è cancellato l'hard disk e non mi ricordo neanche Che peccato. Peccato oddio, non me lo ricordo. Pensa che ha fatto un film con Sereni. Però vabbè, posso dire, sono stato una delle poche volte sono stato sul set del film. Molto volentieri. Però guardate, adesso visto che ormai stiamo spaziando. No, ma la cosa buffa è, cioè, voi immaginate, come vi immaginate un set di un film porno? Io mi ricordo c'era questa scena, c'era questo nella vasca da bagno con due donne, no? Tutto a comando, ma cioè loro recitavano e di fronte c'erano 20 persone, tra quello delle luci e quell'altro e così. A un certo punto, guarda, veramente dopo 10 minuti me ne sono andato, cioè era noiosissimo, perché non è... Io non so come fanno gli attori a trovare la forza per fare. Tant'è che io ho parlato con uno di loro, di questi attori qua, tanto ormai siamo tra amici, ce lo possiamo dire. Mi ha detto, ma voi che fate? Loro fanno una vita sanissima, non prendono perché dice, se noi prendessimo così, droga o altro così, dureremmo 6 mesi, capisci? Invece pensa, è una bella. Bisogna farsi fare un corso di come mangiare. Vabbè, insomma, è stata l'unica esperienza che ho fatto di quella lì. Io ho un amico, non voglio fare il nome, è figlio di un grandissimo musicista. Lui ha guadagnato una montagna di soldi facendo il musicista, faceva i film porno, le colonne sonore per i film porno, perché uscivano al cinema. Non è come oggi che vai, una volta eri costretto ad andare al cinema a vedere, c'erano le sale, mi ricordo c'era la sala Ulisse vicino Cherubini e incassavano tantissimo, per cui chi faceva le colonne sonore per i film così guadagnavano veramente tanto. È incredibile, è stato un mondo anche quello che però io non ho fatto solo quello e basta. Quando tu fai le lezioni dovresti mettere un film muto rosso, no? Porno, e dire adesso mi musichi questa scena. Ma qua l'ho fatto io sul porno? In un conservatorio, infatti non ce l'ho provato più. Ho messo una scena di un porno per farla musicare. Non ce l'hai lavorato più, eh? No, perché diciamo che. Vai, dimmi. Uno scherzo che ho fatto meraviglioso una volta, che mi piace fare gli scherzi. Stavamo in studio, mi ricordo che film era? Opera, sì.
Allora a un certo punto viene Dario Argento in studio, io stavo facendo la colonna sonora di opera, a un certo punto col mio fonico gli mettiamo la cassetta di un film porno con 2 donne che facevano di tutto. Allora Dario gli ho detto: Dario, senti, scusami, ma io sta scena non l'ho capita, che musica vuoi? E lui mi fa: fammelo vedere. E parte sta scena e lui se la guarda tutta, a un certo punto mi guarda: ma questo non è il film mio. Gli ho detto: come non è il film tuo? Questo me l'ha dato. Come ti hanno dato questo? Non è possibile. Però se ne è guardato per 10 minuti. Giuro, è vero. Beh, allora c'è un altro. Ma doveva capire se le sequenze erano proprio i fotogrammi erano... Aspetta, ma succedeva che in tanti film dell'epoca c'era magari l'attrice a seno nudo, quell'altra faceva una scena e tu avevi l'orchestra davanti di 20-30 elementi, c'era sempre quello che sbagliava apposta per rivedere la scena. Sai che c'era un altro grande compositore che noi ci ricordiamo sempre quelli, diciamo, i più noti anche internazionali, Rota, Morricone, va bene, però abbiamo avuto dei grandissimi compositori in Italia, oltre ai sottoscritti qui, e c'era Francesco De Masi che una volta mi ha raccontato, grandissimo compositore, che lavorava molto, alcune volte anche in coppia con Alessandro Alessandroni, che una volta aveva 2 turni per registrare 2 colonne sonore, una era un western, una era un erotico. Entra in sala, ha scambiato i turni, non se ne è reso conto e ha messo un tema di cavalcata tipico, quindi con questi che ovviamente stavano cavalcando, e gli orchestrali non hanno detto nulla. A un certo punto il primo violino gli fa: ma la musica è bella, ma bella tanto, però non è che ci stia proprio attaccata perfetta su sta sequenza. Era Fornai questo. Sì, infatti mi fa: ma perché? Guarda finalmente lo schema, perché questa quando la partitura, guarda lo schema e fa: ecco ragazzi, allora buttate tutto, andiamo all'altro, ci siamo separati col turno, tanto l'orchestra era uguale, e fa stupendo, questa è un'entrata